Un'ondata di gelo come quella del 1985 o più recentemente del 2012 in arrivo sul Veneto a partire dal prossimo fine settimana. Un colpo di coda dell'inverno, in ritardo rispetto al calendario, con quella che secondo gli esperti sarà tra le più intense dell'inverno. Freddo siberiano che si farà sentire da domenica, anche se l'apice del gelo sarà tra lunedì e mercoledì prossimi, quando le temperature, secondo l'ARPAV, potranno scendere anche di 10-15 gradi rispetto alla media del periodo. A 1500 metri di quota sono attese temperature mediamente intorno ai meno 12-15 gradi, che in diverse località montane potranno far scendere i valori minimi anche al di sotto dei meno 20 gradi. In pianura le temperature saranno su valori minimi diffusamente inferiori allo zero già da domenica e raggiungeranno i valori più bassi tra lunedì e mercoledì, fino a toccare punte intorno ai meno 7-meno 9 gradi. Anche le massime giornaliere saranno molto basse, in pianura resteranno intorno allo zero. Domenica e lunedì poi la sensazione di freddo sarà ancora più forte per i venti nord-orientali che soffieranno sulla nostra regione. Sarà comunque un'ondata senza particolari precipitazioni. L'aria fredda infatti sarà piuttosto secca e quindi niente nevicate abbondanti, anche se nella prima parte della giornata di domenica non si esclude qualche fiocco di neve sulle zone montane e anche e soprattutto sulla pianura meridionale.